Preso al volo l'amico Roberto Marangoni con i suoi ospiti che adesso ci presenta. Con chi sei, Roberto? Allora, buongiorno a tutti, sono con Claudio Zanforlin, Niente po' di meno. capocomico della compagnia teatrale El Tambarello di Bellombra, e vicino a me c'è un consigliere del gruppo folcloristico Bontemponi di Bottrighe, Roberto Donà. Ecco, 2 giorni speciali, sabato 10 luglio e sabato 17 luglio, per il teatro, il folklore e la solidarietà. Prova a spiegarmi cosa vi state organizzando voi con il Tambarello e cosa ci dobbiamo aspettare. La compagnia teatrale del Tambarello già da anni organizzava questo evento di 2 serate di solidarietà. Ne abbiamo parlato insieme e abbiamo pensato di inserire anche la nostra 30ª edizione di Serata d'Onore. Serata d'Onore nel nostro gruppo, che compie quest'anno 56 anni, è un evento dove diamo in beneficenza tutto il ricavato di varie iniziative, Babbi Natale, cene di solidarietà, e in questa edizione daremo il nostro contributo a 5 associazioni per lo studio dei tumori, malattie genetiche, alla scuola materna, eccetera. E ci sarà durante la serata, oltre al nostro spettacolo, Francesco Baruto delle Nonne Venete quale ospite. Avremo anche ospiti a sorpresa che non vi diremo, e poi la serata del 17 dove ci sarà un mix di pezzi, vero? Ma questo lo lasciamo dire ovviamente a Claudio. Il 17 luglio faremo, diciamo, è una continuità, nel senso che ormai da 4-5 anni siamo ospiti nella bellissima cornice di Corte Milana con il teatro e la solidarietà. Corte Milana, il teatro e la solidarietà. E quindi già anni addietro avevamo organizzato iniziative teatrali con lo scopo di devolvere il ricavato delle serate a degli enti. Ricordo con un po' di commozione anche che proprio lo scorso anno, prima del Covid, avevamo devoluto l'incasso della serata all'emergenza Mozambico e precisamente a Don Giuseppe Mazzocco, che in questi giorni purtroppo ci ha lasciato. Il 17 noi presenteremo una rappresentazione che abbiamo già avuto modo di fare nell'occasione del 30° della compagnia. È una rivisitazione del Mondo e Teatro Viaggio con Goldoni. Cioè rappresenteremo spezzoni delle più belle commedie di Carlo Goldoni, da Signor Todoro Brontolon ai Rustighi alle Baruffe Chioggiotte, e poi anche con degli spezzoni molto originali e divertenti della commedia dell'arte, con la partecipazione di Arlecchino e Pantalone. Quindi è una serata sicuramente all'insegna del miglior teatro goldoniano, per cui auspichiamo veramente che ci sia una forte presenza, una forte partecipazione, come c'è già stata negli scorsi anni, e quindi quest'anno poi abbiamo avuto l'occasione dell'incontro con i Bontemponi, con i quali collaboriamo da tempo anche nello scambio di iniziative, di conoscenze reciproche. E per cui abbiamo avuto l'incontro con loro per questa iniziativa del teatro, il folklore e la solidarietà, che vede appunto il gruppo dei Bontemponi festeggiare il 30° anniversario di Serata d'Onore, e per cui per noi è una bella soddisfazione, una grande soddisfazione di poter fare insieme qualcosa che sicuramente sarà a beneficio di tutta la città di Adria, ma il comune di Pappozze, ma di tutto il territorio. Allora, che dire, innanzitutto complimenti a voi, complimenti ai Bontemponi, complimenti al Tambarello. Ricordiamo Corte Milana, che è questa corte straordinaria nel comune di Pappozze. Ricordiamo che c'è anche il museo di Bosgattia, se qualcuno volesse saperne di più poi magari Roberto vi spiegherà come e quando vorrete. E sabato 10 luglio serata d'onore con i Bontemponi, e sabato 17 luglio con la compagnia del Tambarello. Signori, è sempre un piacere seguirvi, è sempre un piacere sottolineare il fatto che voi fate grande solidarietà, e vi ringraziamo per tutto quello che appunto fate. Grazie a Leandro, e grazie ovviamente a Rovigo in diretta e a tutti coloro che ci guardano e ci verranno a trovare in quelle 2 bellissime serate.